Allora, il tempo vola, ma intanto abbiamo escogitato il modo per rendervi edotti di questo, che è molto importante, quindi troviamo la soluzione per informarvi. Assunta Motta, velocissima, ci sono altri aspetti da analizzare, vero? Sì, di aspetti veramente da analizzare ce ne sono tantissimi, perché il piano è un piano molto ricco di argomenti. Io però volevo citarne soltanto due. Uno, la legge quadro sulla disabilità, che dovrà essere ripresa in maniera strutturata e rivisitata, e la legge sulla non autosufficienza. Ma questo piano prevede in particolare la riorganizzazione delle case di riposo e delle IPAB. Noi in questa pandemia abbiamo vissuto momenti veramente tragici all'interno delle realtà delle case di riposo, che non sono più rispondenti ai bisogni di assistenza. La riorganizzazione prevede una rivisitazione dell'ambito delle residenze per anziani, in modo da poterle rendere più fruibili e più umane dal punto di vista proprio del rapporto con i familiari. È ovvio che in un contesto del genere, in una riorganizzazione del genere, i medici di medicina generale, i cosiddetti medici di famiglia, dovranno avere un ruolo più diverso, più rispondente, più aperto e anche più di sintonia nell'ambito della loro attività e dei servizi da fornire che siano rispondenti al bisogno della sanità e dell'assistenza al cittadino. Non so se ho altro tempo. 2 secondi, che dopo passiamo la parola in chiusura. Ecco, questo piano per noi presenta delle carenze e presenta dei pregi. Le carenze sono legate al fatto che ci sono alcuni ambiti che ancora non sono ben specificati e dovranno essere meglio dettagliati. Per esempio, l'assunzione di personale della sanità non è ancora ben definito, e questo ci preoccupa, perché le carenze di organico sono abbastanza importanti. E tra i pregi che invece notiamo è finalmente una valutazione attenta della medicina territoriale, che verrà, speriamo, valorizzata e messa in atto in maniera completa. Perfetto. Ci sono delle prossime appuntamenti, prossime date, vero? Sì, brevemente, insomma, anche il giudizio che come CGIL diamo a questo piano nazionale di ripresa e resilienza. Se è positivo il fatto che si passa da politiche di austerità che hanno caratterizzato gli anni precedenti a politiche espansive, ci sono degli elementi che però ci preoccupano, in quanto non viene assunto nel piano quello della piena e buona, e sottolineo buona, occupazione. Vediamo anche in questi giorni, insomma, lamentele perché nel settore del turismo non si trovano lavoratori o quant'altro, ma se si pagano 600-700 euro e poi ne devono spendere queste persone 800 euro per avere un'abitazione, c'è evidentemente qualcosa che non va. Quindi piena e buona occupazione, e soprattutto il piano è come uno shock, cioè quindi una risposta forte iniziale. Poi però l'occupazione deve proseguire, certo. La crescita deve proseguire anche oltre il piano, insomma, e quindi è indispensabile assumere filiere, far crescere filiere produttive in Italia, non solo importazioni, ma bisogna produrre in Italia per far crescere le imprese e quindi dare buona occupazione. Siamo proprio in chiusura, mettiamo una foto che ci ricorda anche, ecco, questa qui ci ricorda la data del 26 giugno, che è importantissimo. Ecco, l'altro aspetto è che non ci siamo nel metodo, in quanto rivendichiamo come organizzazioni confederali unitariamente un tavolo di discussione vera, non solo informazione. A questo proposito, il 26 giugno, tra le altre motivazioni, CGIL e CISUIL hanno indetto 3 manifestazioni in contemporanea, una a Bari, una a Firenze e una a Torino, che sarà chiusa dal nostro segretario generale Maurizio Landini, per rivendicare un tavolo di discussione dentro appunto il PNRR, ma anche quindi dentro, per quanto ci riguarda, ci sono i temi della non autosufficienza e della disabilità, ma anche per appunto rivendicare la cancellazione del limite della scadenza di giugno per quanto riguarda i licenziamenti e per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi ecco,
cominciamo una mobilitazione perché i problemi ci sono. CGIL e CISL sono stati rigorosi nel rispettare le norme di sicurezza, a differenza di altri soggetti. Noi riteniamo che solo un sindacato confederale generale come il nostro, che è attento agli interessi generali del Paese, e questi passano attraverso il rilancio del lavoro, quindi possono dare un impulso e un aiuto a questo governo. Infine, colgo l'occasione. Mettiamo la slide successiva, la foto, che così un ricordo velocissimo. Eccolo qua. Sì, ecco, cogliamo l'occasione, anche questa occasione, per ricordare Guglielmo Epifani, che è stato segretario generale della CGIL dal 2002 al 2010, un grande segretario, una persona per bene, un uomo di cultura. Io ho avuto modo di accompagnarlo quando è venuto una volta a Padova, ha voluto andare a vedere la Cappella degli Scrovegni, Giotto, e anche la mostra al Palazzo Roverella, quindi anche questo dà il segno della classe, come è stato detto e con questo bel ricordo terminale. Quindi un saluto e un ricordo di una brava persona, oltre che di un grande dirigente sindacale. Grazie anche Fulvio Del Zio. Con questo ricordo noi chiudiamo. Anche Assunta Motta la ringraziamo per la sua partecipazione, averci spiegato nel dettaglio queste missioni di questo PNR di sviluppo, ripresa e resilienza. Ne parleremo ancora, lo svilupperemo nella fascia del martedì sera dello speech CGIL, perché è importante capirlo bene, è interesse di tutti, e anche avere il punto della situazione. Siamo arrivati veramente a un momento strategico. Buon proseguimento, a presto. La puntata come sempre la trovate nel nostro sito internet in una pagina dedicata. Grazie.